Svolta nelle indagini relative alla morte di Kelly Egbon, il 32enne nigeriano trovato morto dissanguato nel suo appartamento a Schio nella notte dell'Epifania, disposto il fermo per la compagna 36enne connazionale indagata per omicidio pluriaggravato. La procura aveva aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti, poi la svolta a distanza di 24 ore dopo un lungo interrogatorio. A trovare Kelly Egbon privo di vita in una pozza di sangue, la presenza di una ferita da taglio all'arteria femorale in una gamba, i soccorritori e i carabinieri di Schio intervenuti nell'appartamento di Piazza Garibaldi a pochi passi dal Duomo. Secondo le prime dichiarazioni fornite dalla donna, che al momento dell'intervento dei militari era nell'appartamento, i due avevano consumato in serata delle birre in un locale e una volta rientrati a casa, mentre lei si stava cambiando, avrebbe sentito un forte urto proveniente dalle sue spalle, notando il compagno riverso sul tavolino in vetro completamente frantumato, con una forte fuoriuscita di sangue dalla gamba che aveva tentato di tamponare. Versione che non avrebbe convinto gli inquirenti. Il medico legale, in seguito al sopralluogo, ha confermato la presenza sul corpo della vittima di un'unica lesione sulla coscia e la conseguente emorragia, riconducibile però ad un'arma da taglio e non a frammenti o cocci di vetro. I militari nell'appartamento avevano trovato all'interno del cassetto della cucina una lama separata dal manico, sporca di sangue, compatibile con la lesione. Ieri il lungo interrogatorio e alla fine la confessione da parte della donna che ha ricostruito l'accaduto dicendo che al culmine di una lite l'uomo, con precedenti in materia di droga, in stato di ebbrezza l'avrebbe aggredita colpendola con degli schiaffi e poi tentando di colpirla con il coltello, ma senza riuscirci. Di qui, nel tentativo di difendersi, avrebbe afferrato il coltello, poi la colluttazione, la ferita alla gamba, rivelatasi fatale. A quel punto la telefonata ad un conoscente della vittima, poi avrebbe riposto l'arma nel cassetto in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Confessione che andrebbe a coincidere con gli accertamenti svolti. La donna è stata portata in carcere a Verona.